un progetto culturale interessante, un'audioguida in multilingue, un progetto che hai già completato. Ecco, se magari vuoi spiegarci di cosa si tratta? Sì, dopo aver realizzato il sito viviagrigento2025.it, da qui ho tirato fuori un'audiolingue proprio in 11 lingue. Che cos'è questa audiolingue? È un itinerario della Valle dei Templi, del centro storico di Agrigento e di altri siti sempre di Agrigento, spiegati, illustrati anzi, con audio realizzati in 11 lingue. Ecco, l'utente, dopo aver scaricato l'applicazione, basta digitare www.viviagrigento2025.it, si può sistemare l'applicazione nel proprio cellulare e da lì può iniziare il giro sia della Valle dei Templi che del centro storico e di diversi siti della nostra città, comprese le nostre spiagge. Ecco, questo è un punto di partenza per altre audioguide, perché ne stiamo realizzando un altro per l'intera provincia di Agrigento, con i vari siti, i comuni, i siti archeologici, le spiagge e tanto altro. Un'altra la stiamo realizzando proprio per altri siti archeologici che si trovano nella provincia di Agrigento, e un'altra ancora con le torri e i castelli della provincia di Agrigento. Ecco, è un lavoro immenso in vista di Agrigento, capitale della cultura. Noi imprenditori non siamo quelli che andiamo là direttamente a chiedere l'obolo all'amministrazione. Noi imprenditori investiamo con anni di lavoro e grosse somme. Ecco, io sono tra questi. Ho realizzato queste audioguide, ho realizzato il sito su Agrigento e la provincia e ho realizzato tante altre cose che partono dalla conversione digitale, che se ne parla tanto, tra l'altro prevista anche nel bando di gara per Agrigento capitale della cultura. Ecco, io sono pronto. Il comune, se vuole assimilare, vuole prendere questi progetti e far sì di poterli fare usufruire ai turisti e ai cittadini, ecco, basta una chiamata e io sono pronto. Come vedi questo processo di transazione di avvio verso Capitale 2025? Ma onestamente devo dire che c'è molta lentezza. Oggi si sta inaugurando Agrigento Capitale della Cultura a Pesaro, però Pesaro già da 2 anni, con il sindaco, già è pronto con i progetti, con la struttura che deve organizzarla. Qui ancora non è pronta la fondazione che dovrebbe gestire tutto. Io purtroppo tremo all'idea che questi ritardi possano allentare l'attenzione su Agrigento. Si va verso un flop, molti dicono. Ma io spero di no, perché io spero che questa occasione è forse l'ultima occasione per far emergere Agrigento dalle criticità che c'ha. È inutile che ci colleghiamo con la Valle dei Templi, che la conoscono in tutto il mondo. Noi il marchio Agrigento interessa. Agrigento non è solo Valle dei Templi, Agrigento è centro storico e quindi turismo ed economia, perché nel centro storico si sviluppa la vera economia. Nella Valle dei Templi arrivano 1 milione di persone, ma nel centro storico quante ne arrivano? Pochissimi. E poi bisogna valorizzare anche la provincia, con in testa Lampedusa e Linosa e poi Sciarca, Licata ed altri luoghi, perché io studiando tutta la provincia ho visto che ci sono più di 60 siti archeologici e una cinquantina tra torri e castelli.